Allora, oggi andiamo a Caldiero, ci spostiamo quindi dalla nostra Verona e andiamo a parlare con il sindaco di Caldiero, Marcello Lovato. Benvenuto Marcello. Grazie. Allora, Marcello, classe 1962, sindaco di Caldiero dal 2017, certo, se non erro, riconfermato nel giugno del 2022 con un consenso incredibile, tipo il 90%. Sì. Insomma, numeri importanti, è giusto dirli. Io però prima, diciamo, di andare, di calarci un po' nella seconda e terza parte della trasmissione che riguarderà più la tua figura da sindaco, io vorrei esplorare un po' il tuo passato. E partirei con una domanda un po' rompighiaccio, che è diventata un po' un rito. Cosa volevi fare tu da bambino? Perché, sai, ci sono quei lavori che insomma un bambino sogna, no, di diventare chissà che cosa. Tu cosa volevi fare? Ma penso un po' come tanti bambini della mia generazione, o lo scienziato o l'astronauta. Ecco, vai sul semplice. Sì, molto semplice, ecco. E poi la vita mi ha portato a fare una cosa completamente diversa da quello che erano i miei sogni, ma sono felice comunque diciamo, sia del mio lavoro che dei miei impegni anche di volontariato che ho avuto, diciamo, nel tempo. Chiaro, fare il sindaco per me è un'attività di volontariato più che un sogno, certo, una realizzazione di un desiderio. Certo, assolutamente. Ecco, come studi cosa hai fatto, Marcello? Allora, io sono geometra di formazione e la mia generazione degli anni 80 praticamente si pensava comunque che era importante avere perseguire un diploma. Avrei voluto fare il liceo, per sfortuna o per fortuna anche, devo dire la verità, ho fatto comunque una scuola professionale, perché il mantra delle famiglie della nostra generazione era quella: intanto prendi un diploma, ecco, quindi, è un mantra, ecco, poi, corretto. Diciamo, mi sono iscritto inizialmente a architettura, poi io ho sempre dovuto, sia diciamo da quando avevo 14 anni ho sempre lavorato al pomeriggio e durante l'estate, per cui non mi è stato possibile, diciamo, frequentare l'architettura negli anni, diciamo, inizi anni 80, non era, cioè dovevi frequentare per forza, per cui poi ho optato per una facoltà umanistica, mi sono laureato in magistero, quindi in lettere e pedagogia, insomma, con una tesi in geografia, ecco, ci tengo a sottolineare questo. Quindi aspetto. Diciamo bello variegato il tuo percorso di molto, studi. molto variegato. Beh, sì, però interessante. Ecco, un'altra cosa del tuo passato, come hai già citato, è che insomma tu eri molto calato nel sociale, associazionismo, appunto anche nel volontariato. E tra l'altro ti abbiamo scovato nelle foto del 100° anno dello scautismo a Verona, che si è tenuto in arena, una giornata incredibile sotto un sole pazzesco, perché poi tu effettivamente con gli scout ci hai avuto a che fare in qualche modo. Io non sono, devo confessare la verità, non sono mai stato, diciamo, come hai fatto la promessa, però ho sempre, diciamo, collaborato con lo scautismo, soprattutto, diciamo, della zona, diciamo, di Legnago, in cui ho vissuto, diciamo, la mia giovinezza, con una serie di collaborazioni, perché comunque, diciamo, la mia indole quando ero giovane, penso come tanti giovani della mia generazione, è stata quella, diciamo, di essere curiosi, di andare un po' a frequentare tutte quelle che erano le realtà vive, diciamo, del nostro territorio, del mondo giovanile. Ecco, io mi sono sempre impegnato un po' con l'ACR, con l'Azione Cattolica Ragazzi, con i centri di pastorale familiare, ma poi anche con l'impegno a livello, diciamo, studentesco, per cercare di far sì che i giovani potessero avere un protagonismo. Ecco, lo scautismo è stato, diciamo, un momento importante anche di contaminazione nella mia vita, mi ha dato tanto, ringrazio sempre, diciamo, Gigi o altri amici che mi hanno introdotto un po' a fare dei percorsi, diciamo, assieme, mi ha dato molti, diciamo, stimoli e molte anche ricchezze, ecco, e soprattutto tante amicizie, tante belle amicizie. Ecco, tra questi stimoli che ti ha lasciato lo scautismo, credo un po' anche l'amore per l'ambiente, per, diciamo, le passeggiate in montagna, i percorsi, è vero? Questa è una tua passione? Beh, diciamo, una cosa che ho sempre sognato era quella di potermi concedere, diciamo, di poter fare i cammini. Adesso quando ho, diciamo, quei 5-6 giorni, non posso permettere di più, diciamo, di tempo libero, ho la necessità di staccare. Sono stato 8 volte a Santiago, quando posso, diciamo, faccio alcuni tratti. Quest'anno ho avuto la fortuna di fare un pezzo di Francigena, ho fatto, diciamo, la grande traversata El
Fontana recentemente, mi ritaglio degli spazi, diciamo, di silenzio e la possibilità, diciamo, di entrare in contatto con la natura. Ecco, devo dire che sono anche fortunato perché per 35 anni ho lavorato nel settore forestale e questo mi ha permesso di capire come l'intervento dell'uomo può aiutare la natura e la natura può dare molto, diciamo, all'uomo. Ecco, assolutamente sì, assolutamente. E allora ti chiedo, il tuo percorso preferito, la tua escursione preferita, ce ne hai una nel cuore? Allora, ho dei sogni che farò fatica a realizzare, che è la grande, perché è impegnativo dal punto di vista soprattutto economico, che comunque è il trekking dell'Islanda. Secondo me questo è uno dei sogni. E però comunque il percorso, soprattutto il cammino portoghese di Santiago, secondo me è la cosa che mi resta nel cuore, che quando posso, diciamo, vado a fare. Ho già fatto 4 volte, per cui se posso, diciamo, quando posso scappare via dalle mie realtà quotidiane, vado a fare. Soprattutto, ripeto, la mia formula, proprio per gli impegni che ho, anche gli impegni istituzionali, certo, non solo, e anche professionali, posso solo permettermi al massimo una settimana, ecco, però ogni tanto scappo via, insomma, ecco. Beh, quando andrai a fare il trekking dell'Islanda chiamami che vengo anch'io. Senz'altro, però dobbiamo mettere via abbastanza soldi. Ecco, bisogna fare una colletta, è molto costosa, insomma, però esatto, raggiungibile, ecco. Senti, ma c'è qualche altro hobby in cui ti diletti? Qualche sport anche? Ma allora, comunque fondamentalmente, diciamo, l'escursionismo, ecco, poi mi dedico un po' alle attività sociali, ecco, sono queste un po' le cose fondamentali che riempiono la tua vita. Sì, in questo certo. momento sì, cioè, nel passato ci sono state altre cose, però in questo momento, diciamo, sugli interessi sono quelli, ecco. Ho avuto la fortuna e ho ancora la fortuna, diciamo, di poter ogni tanto anche pubblicare, scrivere, cioè, i miei ricordi su quelle che sono le esperienze escursionistiche, soprattutto su Santiago, e questo mi dà anche soddisfazione, insomma, e ci ecco. credo. Senti, chiudiamo questa prima parte con un'altra domanda di rito. C'è qualcosa che la gente ancora non sa di te, magari quella cosa che, non lo so... È un segreto. Non lo so, un qualcosa di particolare, di curioso cerco su di te. Essere trasparente, non lo so, cioè nel senso, io credo di essere un libro aperto per alcune cose. Ecco, è chiaro che avendo vissuto praticamente in tante realtà, ecco, quindi l'esperienza giovanile mi ha portato a fare delle esperienze molto importanti, molto forti, conosce anche delle personalità, diciamo, importanti, e adesso chi ha, diciamo, la mia età forse non ricorda, non conosce alcune cose, ma anche recentemente ci sono delle bellissime esperienze che sto facendo e conoscendo molte persone belle, ecco. Non so, io credo che, insomma, di essere trasparente abbastanza, ecco, per cui non ho segreti. Questa è una bella cosa. Ho delle passioni. Ecco, l'unica cosa che cerco di mantenere un po' per me è la mia vita con la mia famiglia, con una bella famiglia, certo, con i miei figli e con mia moglie, perché riteniamo che l'ostentare la nostra vita, diciamo, non sia la cosa migliore, ecco. Certo. Questo un po' contraddice un po' quello che potrebbe essere un po' il desiderata, perché si dice ma uno deve anche la nostra vita familiare è una cosa, e mentre vostra, la realtà, diciamo, certo, pubblica è un'altra. Credo che sia anche corretto non contaminare le due cose, insomma, assolutamente, e soprattutto preservare quella che è la mia famiglia, perché mi ricordo su qualche anno fa, soprattutto i miei figli, ma mi hanno detto ma tu sei il figlio di, e mi guardano con un altro, diciamo, sei il figlio del sindaco, quindi mi guardano con un'altra ottica. Ecco, io ci tengo, io sono Marcello, non sono il sindaco di Caldiero, ecco. Però ci siamo resi conto, e penso che anche gli altri colleghi sindaci, soprattutto post pandemia, ci siamo resi conto che il nostro ruolo pubblico, diciamo, prevale quello che è la nostra personalità. Io spero un domani di essere ricordato per Marcello Lovato, non solo perché sono sindaco di Caldiero, insomma. Ecco, questa è una bella cosa. Allora passiamo alla seconda parte dell'intervista, le opinioni dei cittadini di Caldiero. Ora, il fatto è questo: noi siamo andati in giro per il paese a cercare, a raccogliere voci, a capire se c'erano criticità da risolvere, se il sindaco è bravo o meno. Con nostra grande sorpresa, però, ci siamo resi conto che tutto va bene. Cioè, i cittadini sono quelli che abbiamo intervistato. Chiaro, non abbiamo intervistato la totalità dei cittadini, era impossibile, però quelli che abbiamo beccato in strada erano tutti contenti, hanno detto che Caldiero è un bel posto, si vive bene, ci sono le terme, tutto tranquillo. Quindi a questo punto io direi che possiamo anche chiudere la trasmissione e andare tutti a casa. Ci sono sempre delle criticità e c'è un mondo radical chic che comunque ti critica a prescindere, perché comunque non l'hai coinvolto nella vita amministrativa. No, però quello per carità, ci sta sempre, a parte gli scherzi, io ti chiederei,
a questo punto di fare tu le veci dei cittadini e di fare un po' di autocritica, quindi di spiegarmi in 2 minuti, che sarà il tempo che poi vedremo qua sull'Edual, quali sono le criticità, magari un paio di criticità da risolvere, e se sono in agenda o meno. Quindi Marcello, a te la parola. Allora, vorrei parlare dei sogni più che delle criticità, cioè credo che uno dei temi in agenda, lo dico diciamo perché scandalizza un po' tutti, è il sogno della piscina coperta ad esempio, e altri sogni che abbiamo diciamo da almeno 50 anni come cagliaresi. Ecco, credo che questo sia un grosso problema che abbiamo, perché comunque un comune di 8.000 abitanti fa fatica a sostenere un impegno di spesa di quasi 5-6 milioni di euro in questo momento. Questo è un sogno. Ecco, le criticità che io rilevo, che sento al di là diciamo delle critiche che ci stanno, perché c'è sempre qualcuno che critica un po' per partito preso, anche direi, perché comunque invitati a tavoli di discussione spesso le persone si sottraggono, certo. E il problema grosso è: non mi hai coinvolto, oppure vorrei avere un ruolo pubblico, eccetera. Le criticità fondamentalmente che vedo nel mio territorio sono quelle di tanti altri comuni, cioè la difficoltà dei giovani di dedicarsi e di avere spazi, e questa è una scelta che abbiamo anche fatto come amministrazione, quello di cercare, io sono una delle persone più anziane in amministrazione, ecco, l'altro consigliere ha 62 anni, è stata una scelta che ha comportato dei grossi problemi anche di consenso, o meglio non tanto di consenso ma comunque qualche problema di consenso, ecco. E dall'altra parte ci sono quelle avvisaglie di disagio giovanile che a me preoccupano, ecco. Poi ci sono i problemi che ci sono dappertutto, c'è il problema diciamo di qualche famiglia, qualche realtà che fa fatica ad arrivare a fine mese, qualche situazione di grave disagio, la difficoltà a mio avviso dei servizi sociali di capire che il mondo è cambiato e quindi le risposte che dobbiamo dare sono diverse, perché non possiamo più dare solo il contributo, dobbiamo cercare di inserire le persone in contesti diciamo positivi. E poi uno dei problemi che abbiamo a Cagliero è il problema diciamo abitativo, cioè in questo momento gli affitti sono elevati, o delle segnalazioni sono arrivate anche prima diciamo di persone che hanno delle difficoltà abitative e non riusciamo a trovare diciamo delle soluzioni, ecco, chiaro, vorremmo risolvere tutti questi problemi, ecco. Dopo la critica recente, se vogliamo, è stata relativa a alcuni interventi, ma si tratta di alcune sporadiche iniziative legate a un po' al taglio degli alberi o alcune cose, certo. Ecco, ed è un problema legato però forse a non capire che comunque c'è una progettualità dietro, cioè non è, ed è questa la grossa difficoltà a mio avviso che c'è nella politica attuale, più che politica, scusa, nell'amministrare, avere dei progetti. Certo. Cioè se tu fai una cosa devi avere chiaro che non la stai facendo perché sei in emergenza. E mi dispiace, adesso stiamo vedendo quel che è successo in Emilia Romagna, quel che era successo diciamo in quest'autunno in altre parti dell'Italia. Non possiamo sempre affrontare l'emergenza, dobbiamo programmare per quanto possibile. La preoccupazione che un albero mi cada su una casa o su alcune diciamo su delle auto o delle macchine di fronte a un nubifragio mi ha portato a fare alcune scelte difficili, perché io ho lavorato per 35 anni nel settore diciamo forestale. È chiaro che l'attenzione per l'ambiente, per gli alberi fa parte del mio DNA, insomma, sì, assolutamente. Quindi ecco, ci sono questi problemi, ecco. Diciamo che il cruccio fondamentale, se vogliamo essere sinceri, che ho adesso, non tanto la criticità non solo del paese, è legata a alcuni segnali di disagio che vedo nel mondo giovanile, ecco diciamo però vedo anche tante belle cose. Assolutamente, e confermano i tuoi cittadini, quindi ecco. Adesso quindi chiuderei questa seconda parte, andiamo alla parte finale, con questo largo consenso che tu hai ricevuto l'anno scorso, è stato un po' diciamo lezioni champagne, no? Sì, quindi ti chiedo, senti la pressione il peso di questa percentuale sulla tua amministrazione, cioè allora, il fatto di dire dobbiamo essere anche sinceri, cioè nel senso, io ho avuto una grande percentuale, però c'è anche da dire che le opposizioni storiche non hanno avuto la forza di presentare delle liste. Allora è chiaro che la gente diciamo, praticamente poi diciamo, è convenuta diciamo, nel nostro gruppo oppure non è andata a votare, ecco. È chiaro che sento la responsabilità, perché vuol dire che la gente crede in quello che fai, e soprattutto in questo secondo mandato, perché comunque è più facile deludere la gente in questo momento, ecco, certo. Perché comunque la gente ha molte aspettative, sì. E credo, lo dico sempre in generale, cioè il consenso si può acquisire in due modi, o con le paure o con i sogni, no? Ecco,
io probabilmente ho dato delle prospettive alle persone. È chiaro che i sogni sono più facili da disattendere rispetto alle paure, perché le paure le alimenti sempre. Ecco. Sì, allora, amministrare un paese di 8.000 abitanti, di cui metà, ricordiamocelo, sono persone che vengono da fuori paese, quindi non hanno radici nel paese, fanno fatica a vivere il paese, è un impegno importante, perché vuol dire cercare di fare in modo, lo stiamo facendo con alcuni tavoli di lavoro, con alcune situazioni, con alcuni incontri, cerchiamo di coinvolgere i cittadini. C'è un altro aspetto anche da dire: se la gente non ha problemi è anche meno attenta a quello che è la vita amministrativa, la gente è più aggressiva, si dà da fare quando ha un problema, fondamentalmente, ecco. È vero. Creerò qualche problema come diversivo per, no, per fare in modo che la gente si reagisca, esatto, ecco, per tenerli bene sul pezzo. Ecco, chiaro che essere sindaco ha delle grandi responsabilità, soprattutto come dicevi, un secondo mandato. Hai vissuto anche il Covid, quindi certo. una prova terribile per gli amministratori soprattutto. Ecco, ti chiedo di rispondere sinceramente a questa domanda. C'è stato un momento in cui ti sei guardato e hai detto basta, non ce la faccio più, voglio mollare tutto, o non mi ricandido? Allora, il non mi ricandido era funzionale abbiamo pensato a far sì che ci sia questo spin-off con le persone, i quarantenni, perché secondo me il paese deve essere dato non ai sessantenni come me. Il paese Caldiero ha un'età media di 42 anni, quindi sono loro che devono amministrare, ecco. E secondo me questo è il percorso nel quale stiamo andando, cioè quindi persone più giovani che amministrino. Ecco, l'unico momento, se vogliamo, di sconforto è stato quando perché c'è stata qualche difficoltà fisica, ecco, solo quello, ecco. Chiaro, gestire una realtà comunque complessa, un paese comunque dove, ripeto, una buona parte, metà della popolazione, ricordo, non ha radici, no? È un po' difficile, e questa certo. È la difficoltà, per cui abbiamo una frazione importante come Caldierino dove c'è una comunità, il paese di Caldiero, con le lottizzazioni costruite negli anni 2000, dove praticamente si fa fatica a creare la comunità, fai fatica anche a creare relazioni con le persone, quindi è difficile, ecco. Sinceramente c'è il momento di sconforto, appunto, ripeto, c'è stato quando c'è stato qualche piccola debacle fisica, qualche stanchezza, qualche gastrite in più, ecco, e questo ha comportato, però certo. Insomma, ecco, il rammarico è quello che avrei, se non ci fosse stato il Covid, avrei fatto solo 5 anni di amministrazione, questo sono certo, ecco, perché il mio scopo era quello di traghettatore, ecco, questa era la mia intenzione. Ho capito, eri un traghettatore. Beh, insomma, adesso vediamo questi altri 5 anni, vedremo 4, di preparare la squadra, assolutamente. Ecco. Vorrei chiudere, Marcello, con un'ultima domanda. Se dovessi vendere Caldiero a un turista, qualcuno che non lo conosce, com'è che la definiresti? Ma proprio così, in 30 secondi. È la città dove è nata la storia più importante, che è quella di Giulietta Romeo, perché tutti voi non sapete, i veronesi non sanno che il Bandello, l'incipit della sua novella, dice: mentre mi trovavo ai bagni di Caldiero sentì narrare una triste storia, che è quella di due amanti. Ecco, io vorrei che Caldiero diventasse la città dell'amore e diventasse, soprattutto con le terme, questo luogo dove si vive, anche si vivono le relazioni. Ecco, una sfida che stiamo portando avanti è quella anche delle politiche familiari, cioè lo collego, perché chiaramente creare relazioni è anche creare famiglie. In questo momento abbiamo tutta una serie di problematiche, però vorrei che Caldiero fosse la città dove ci si innamora, ecco. Oh, bello. Abbiamo fatto anche cultura oggi, ecco, Marcello, sì, fantastico. Guardate, la Brentella, la maggior parte purtroppo dei veronesi lo sta dimenticando, era di proprietà del comune di Verona fino agli anni 70. Ecco, la Brentella è una vasca del 1600, appunto, dove il Bandello ha scritto questa novella, insomma, ecco, e quindi è molto importante, ecco, e faceva parte, in quel tempo, le terme di Giunone, allora Bagni di Caldiero, erano un po' il salotto culturale, del Rinascimento veronese, ecco, quindi ricordiamolo. Assolutamente, lo abbiamo ricordato a tutti quanti e abbiamo fatto bene, perché veramente fare cultura, magari anche su queste cose che non però, si conoscono. Ecco, una cosa importante, quest'anno ci sarà una novità alle terme di Giunone, che
comunque sono un'azienda del comune, dove ci saranno degli acquascivoli fantastici, potrete diciamo svagarvi e comunque diciamo entrare in questa atmosfera, perché la vasca è del 1600, diciamo nella storia che tutti noi conosciamo di Giuditta Romeo. Quindi insomma un incentivo in più. Marcello, io ti ringrazio per essere stato qui con me oggi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. E buona amministrazione. Cercheremo di fare il nostro dovere, dai. Assolutamente, Grazie ancora, grazie.